Oh rage, oh désespoir, oh vieillesse ennemie, que n'ai-je tant vécu que pour cette infamie? Tu es bien ce soir. On dirait que t'es vraiment énervé. On sent la rage, on voit ton désespoir, on remarque que c'est ta famille. Ouais, j'ai un peu loupé la vieillesse ennemie, non? Un peu, ça va. Ouais, non, faut me dire, je me suis carrément planté dessus. La rage, c'est trop bien. Ça cause des émotions aussi. Tu as la rage parce que Gilles a été élu. Et pourquoi? La Gilles, mairesse. Qu'est-ce que tu vas faire de la mairesse qui va montrer ça élu? Tu veux foncer. C'est parce que j'avais pas la rage, ça. Aujourd'hui, oui. Je remarque rien, là. C'est pas doté. Il pleut à la chapelle. Il a toujours plu dans la chapelle. Bon, on a fait quoi tout cet été? On a dansé. Oui, c'est bien. On a joué aussi. Ah, c'est le théâtre. Oui, voilà. Et pourquoi on a joué tout cet été? On refait le toit de la chapelle. Putain, c'est vrai! Que toujours dans la chapelle. C'est pas parce qu'on a joué dans la chapelle qu'il va s'arrêter de pleuvoir. D'abord, faut faire des travaux. Oui, il faut bien les faire, les travaux. Le sou, tu es con. Je te rappelle que si on a joué partout cet été, c'était pour ensuite de veiller sur la mairie. Et la mairesse a fait faire la robe chez elle et maintenant il n'y a plus d'argent. Comment tu le sais, ça? Ma mère était à l'école avec la mairesse. Attends, mais tu sais que je vais lui péter la gueule. Ma mère? Mais non, pas ta mère, la mairesse. Ah, non, écoute, cet après-midi a fait une réunion publique à la mairie sur les poubelles. Les déchets. Déchets. Poubelles. Ouais, poubelle, déchets. Je dis les poubelles. Ouais. Bon, on y va. Tout le bordel. Ouais. C'est pas plus simple d'aller l'avoir dans son bureau maintenant. Non, maintenant il faut finir les répétitions. Ah, c'est faux. Bon. À moi, compte, 2 mots. Ah, On te demande un doute. Es-tu bien bon Dieu? oui. Ce vieillard fut l'honneur, la vertu et la vaillance de son temps. Le sais-tu? Peut-être. Cette arrogance que tu vois dans les yeux, c'est son sang. Le sais-tu? Putain, on est bien là. Ah, franchement, ouais, mais en même temps, c'est impossible, c'est sûr. Eh oh, tu veux dire grâce. Ah, c'est pas grave. À 4 pas d'ici, je te le fais savoir. Jeune présomptueux. Parle sans t'émouvoir. Je suis jeune, il est vrai. Mais aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le manque des années. Salute! Salute! Vabbè! Tutti qui! Questa conferenza stampa! Ah, come sono contenta! Ah, allora sapete, aggiungo la vacchi. Guardatemi, falgo d'acqua su da San Pedrone. On a installé la base, vous savez, chi ne vi spiegherà. Sono cabue a tutto! Non si ne so! Quanta presa che ne avevamo costituito, gli faccio lavorare a tutte le gente in paese, ancora altro, i giovani sono contenti se voi sapessi, e mo anche montato un atelier teatro. Allora dando, c'ho la bene, Molière, Corneille, Racine, ci passano tutti. Ah, come li sono contenti. E sapete, se stata hanno lavorato assai, perché hanno fatto giusto appunto, hanno lungato e soppesso e tutto questo, hanno fatto una bella bulletta per fare un hobby davanti alla casa. E dunque, pensate chi sul progetto. Monsieur. Vabbè. Allora, pensate chi sul progetto ad avere una portata a sapere locale, nazionale e anche internazionale. Allora, se deciso qui i giornalisti che vogliono buone e prime del mondo, vorrei sapere appena di che giornale o di che radio fate parte, voi qua su? Qua, no? Cosa? Nella piccola qua. Allora, noi siamo della Croix, il magazine La Croix, dove abbiamo di noi qui, The Times, avete visto The Times, che dico oui, mademoiselle, The Times, welcome, you're welcome, ok, of course.
Yes. E tu allora conserveremo anche il radio locale, non so mica. Dunque, cari amici, abbiamo da cominciare questa conferenza e volevo sapere quale volevano aprire al mondo. Ah, Madame Gela, sì, Serena Dallamone di DRCFM. oh, Serena Dallamone di RCFM, allora venite! Serena Dallamone di RCFM con moi. Scusate, allora dunque... La Marseillaise. Ah, la Marseillaise! Très bien, avete una domanda a fare? O allora aspettiamo un'intervista di Serena Dallamone? Lungo a fuori. Allora, Madame Dallamone, va benissimo. Allora, il suo progetto è bellissimo, aggiunge il parlare. Allora, sul progetto a Romain, sulla Monsieur Pédiger. Volete che a piazza? Un comunicato da Vaia. D'accordo. Allora, sul progetto sapete chi faceva parte questo appunto di ciò che mi messo in piazza, aveva mica una gappa, mica una gabba, ma una gabruna. Sapete che una gabruna è un concetto nuovo, allora sapete già che è? No, cos'è una gabruna? Allora, una gabruna, magari se voi sapete, C come un da. A come? Agrippina dalla sicura. Agrippina bilancia. Come? Professionale. U come? Unità. N come? Ah, allora, nazionale. N come nazionale, unità nazionale e A come? Ah no, mica come. A come? Scagno di energia di l'acqua d'orbita. E avete capito? Allora, per arrivare al suo concetto che abbiamo messo in ballo, dunque, per sbarazzarci di tutti i molizzi di Corsica, abbiamo permesso a tutte le comuni di venire qui a spone i molizzi. Ma noi abbiamo creato ciò che abbiamo chiamato una base Sperdium. Sperdium. No, non è mica un nome latino, che io sapete che un latino, Se li ci sono qui che ci possono spiegare tra uomo e uomo come lo già di, Forse potremmo dire anche a chi sia, Ah, forse potremmo chiamare già come c'è, giovedì, Allora, chiameremo già Guglielmo che lo ci spiega. Ecco, e io volevo che già Guglielmo mi spieghi se lo già di Baba o Rum o Baba o Rom. Ecco, Dunque, se passa per il Rum si trova a San Pedrone e qui all'acqua d'orbita riceviamo tutti i molizzi di tutte le comuni. Dopo c'è un televerico che colla tutta questa rumenzola in cima a San Pedrone e da qui si affaccano gli elicotteri. Allora c'è un ballo, gli elicotteri che passano, che vengono, che portano questi bacchetti e dopo, allora gli elicotteri si allontanano alla sicura di agosto, partono, passano e giunti a un largo, c'è una bella qui a precisione di quelli che lampano i bacchetti, sono specialisti. I bacchetti, sapete, due balle, gli elicotteri, fanno una specie di imbuto e quando lo fa da un bacchetto, l'acqua si soffa tutto subito. Facegli così in 30 secondi un mare diventa proprio ciampido. Noi troviamo un mare Mediterraneo. Si deconoscete di questa situazione che abbiamo trovato giusto appunto a parlare. Ecco, allora, aspettate, scusate. Allo? Yes, how are you? Quella donna. Un amico. So che t'hai perso, yes. Chi vuole che ci faccia? Moi j'y peux rien, Oh,
voi se non sardei come lui gelastro. Allez, see you soon. I will call you this night. Bye bye, my love. C'est mon ami qui a perso l'elezione. Allora, dunque, sapete che noi qui avevamo una politica proprio avanguardista, e quest'altra presa che abbiamo firmato si chiama Cidronizzate a più pure e femo travagliare mica solo in paese ma di tutta la Russia. Cidronizzata. Come citron. No, non è mica da citron, cidronizzate perché chi è, sapete, Madame Talamoni ha lavorato un bel pezzo di morire da Citroën. Citroën qui ha dato un'esponsabilità d'altronde quando vogliete adere tutti questi spot pubblicitari. Sapete, une raison de plus pour avoir des enfants, quelli qui si intoppano mica route, Ecco, dunque abbiamo messo un ballo cidronizzate a più pure e sappia di noi chi per via di questo mi sono sacrificata perché abbiamo mancato una carriera internazionale per stare qui con i miei compaesani. E voi sapete, già ti sono pessimi, e abbiamo subito stare qui, mi sono sacrificata e se mi resta di generazione in generazione così non è mica facile, portarci eredità, ma sono obbligata. Non posso mica lasciare la mairie. E mai non la lascerà. Dopo a me saranno i movi, sapete come lei. Allora, dunque, mi ricordo chi di noi, mi hanno chiamato in Africa, mi hanno chiamato in Cina, d'altronde era sortito anche un articolo in un giornale di Voilà, in Pechino, con lui andavi a direzione di Citroën. Sapete quando l'hanno saputo quei guinesi? È manifestazione di gioia che con i banneri, agri, d'altronde sono io in noi che ho valorizzato all'EA tra l'Università di Pechino e l'Università di Costa. A ricordare che un po' di anni fa il presidente Anillo ha fatto non so quanto guinesi. E questi non sono. Dunque, allora, chi volete capire? Noi abbiamo avviato una decisione con un consiglio municipale, dunque abbiamo fatto un rapporto assai particolare e vi ne leggerà di un passo da qui a poco, ma aspetta, oui, cosa c'è? Come lui che aspettano ancora? Quale sorpresa? Claude e Patricia? Claude e Patricia. Ah, vabbè, perché l'aspetti? Scusate, ma dice la donna, Claude e Patricia sono due esseri. Voilà, allora sono qui, aspettano, non so se li danno contro me, pare che sono assai annervati, o se li danno tra noi, insieme. Voilà, allora non so mica, si parla lì. Allora non so mica se la dirigevano, perché Claude, mi la ricordo, conosco da cosa in scuola con lei, goffo come un peccato, mi ne parlate, non è mica colpa a cave, ma alla fine come lui c'è un pouvoir di noi, se tu si goffo di natura, non patizzo di una virtù. Alla fine, non l'ha mica fatta, ma ha fatto bene, non mi ne parlate, lascio io. C'era l'emissione Aprire l'orto di Isabelle Donignazzi, un specialista sull'ortaglia e di giardini. Allora andiamo a elle, il blu de page, allora, adieu un monespolo che è malato, e le spule sono tutte negre, non so mica come va. Allora, un spécialiste lui dice, oh monsieur, ce n'est rien, ne vous inquiétez pas, vous n'avez qu'à les téter et tout redeviendra comme avant. Eh bien, le devi toi, Claude, una oca che fa un buttaccio, anche più goffo che prima. Si è occupata dalle nespole, disgraziato. Allora, sapete, io la giù sempre, non c'è mica soutien importante. Che a un rubaccio non c'è mica soutien. Madame, vous ne dites pas comme moi. Hein? On ne peut pas sucer n'importe quoi à un moment donné. Voilà. Hein? Il y a des ragioni. Allora, su Bloda e un consumica di leggero che va in quanto a Patricia.
bene, Patricia. E dillo Saïmé. Non ci so per nulla. Je suis blonde, je suis blonde. Je suis blonde et je suis une femme de pouvoir. Capito? Allora, succede questo. E sicuro che tutti i veri tipi di un paese sono appresi a me. Anche l'astre la trompe, Anche Claude. On m'y est par là, des Claude. Ma fille, Claude. Voilà. Allora, Patricia, vezi tu da come un sacco di mi goffa come un peccato, e la donna. Enfin, e tu gli dico, oggi non avete mica bisogno di mezzi davanti per cominciare a bene, enfin. Un minimum. Voilà, allora, elle a dit, j'ai dit, si, bon, et la mairesse, a tutti i tipi sono arredi. Je peux même pas me crever un œil. Dite vous-même, vous qui comprenez. Voilà. Dunque, allora ora sapete ciò che ne va, questo dipengo che voi si lascia interessare. Dunque, dico che agenda circa sul lavoro, e passate con me così vi presento un consiglio municipale. E dopo vi verremo una lettura, così se voi volete pazientare qualche minuto, così dopo vi faccio una lettura di un rapporto di un consiglio municipale. Così rimango su, un biglietto, un caffè, guardate, c'è di tutto, c'è da lei e da mangiare. Allez, bon viaggio, Toi, t'as pas dit non. C'était mon chimène. Ouais, vas-y, rigole. Joue là, sans déconner. C'est pas toi, c'est la mairesse. On a génial, c'est un peu génial. Parce que là, c'est drôle, Plutôt, tu verras. Tu me mairesse mytho. Dis qu'elle était en classe avec ma mère. Voilà. Par contre, que des mythos. Et qui, ta mère? Non, la mairesse. Je sais pas des fois. Je l'ai pas au téléphone. Personne, elle fait semblant. Mais je te le dis, elle fait même croire qu'elle a travaillé aux États-Unis de son Chine. Le plus loin qu'elle a été, c'est visionnages pour faire les vendanges avec ma mère. Dis même qu'elle a été pédicure. Bien morte. Mais reste aussi plutôt des soutiens-gorge, sans déconner. Parce que, tu sais, les mondes d'ordre, tu l'as, tu quittes, on passe par là, non? Et tu vas attends, comment tu sais qu'on peut être À l'école, c'était un âme, mais elle a même pas eu son certificat d'études. Je sais ça. Je le sais. Ah oui, parce qu'elle était en classe avec ta mère, c'est vrai. Tu dois les deux cours, là. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît. Les doigts les plus courts, là, tout le coup. Je rigole, mais c'est vrai. On sait qu'elle jouait en dehors. Tu me diras, tu sais, mon père, je crois qu'il a connu aussi la mairesse quand elle avait 16 ans. T'as la faison ici. Ouah, ils sont disques, même mon père, il m'a dit que c'était un mytho, ça aussi. Mais pour de bon, elle a pris le CD d'une vieille, de 45 tours, tu sais, d'une vieille chanteuse. Attends. Dalida. Non, plus vieille encore. Gatachi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, voilà. Elle a pris le 45 tours de Gataché. Elle avait gagné le nom, elle a remplacé par le sien. Bon, c'est joli, elle a écrit le nom. Ça ne s'en est aperçu. Non, qu'est-ce que tu crois? Bon, personne qui dit jamais rien. Pourquoi? Parce que si jamais ils disent quelque chose, c'est pas pour Chapa. C'est vrai qu'elle a des choses. Les téléphériques, ils sont des drogues. Conneries, c'est aussi. C'est pas d'un pékin. Vincent! Bon, là, tu vois, je vais. Et je. Non, tu sais qu'elle fera Chapa dans les dents, sans déconner. N'hésite pas, ça s'en fout. Soit encore un peu lucide, après j'ai plus. Tu commences là? Non. Donc, je fais chimère. Ouais, non, mais c'est bon, oublie, c'est bon. On l'achète, ce pied, c'est bon, voilà. Si on l'a fait, c'est des déchets. On jette chimère. Ouais. Et on l'appelle chima.
Tu veux la pièce? Hélas! Écoute-moi, Non, me meurs! un moment. Va! Mourir! 4 mots seulement. Après, ne me réponds plus. Qu'avec cette épée. Voilà, maintenant je m'en vais. E poi allora noi, che ci di chi l'animale, c'est vous avez cité come nos animaux l'animal. D'ailleurs, nous allons monter un refuge pour animaux errants. Dunque, quelli che hanno l'animale così si ne vogliono sbarazzare e ci portano a noi. E dopo noi, come non abbiamo bene un mezzo, e beh, faremo bene a noi. No, sarà un altro raffiné, sarà un sistema messo in piazza, giusto per curare l'animale, sapete benissimo. Ma diventa una delle comune più ricche d'Europa, avvenivo. D'altronde vengo tutti gli anni i turisti di s'affacano, i chinesi di bene non si pigliano i selfie davanti a quella a gadasta i rumensole. Dopo mettono tutti in a Facebook. L'acqua d'Orbi, that's a place to be. Tutti ci confermo. Allora, se voi volete vi faccio le tour così tutto il mondo una provvidenza di un rapporto in Consiglio municipale, una deliberazione che abbiamo avviato un'epoca d'ora va, di cascata va, dunque sapete che è una segretaria che è assai astuta, ha passato un diploma all'Università di Corsica, Bac plus 15, voilà. E dunque ella mi ha imparato a conoscere a Morin, tutta questa complessità dell'affari politici, a sapere come la è, c'è assai complessità, ci raccontiamo tutti i giorni. E poi di nuovo a Montaigne, di sapere di che ramera del paese, voilà. Come me. E dopo vi dicerà tutto che l'ha detto Montaigne. E qua intanto vi faccio una piccola lettura di suo rapporto. Ce dossier initial, bien sûr incomplet et assez peu explicite pour l'instant, a fait l'objet d'une approche beaucoup plus précise en deuxième phase. À base che ne avevamo da on retient que le nouvel examen de la géométrie du projet confirme la bonne stabilité en direction du goal pour des caractéristiques mécaniques globales, conservatoires, en regard de ce qui est observé alentour. Cohésion nulle, frottement interne à 35 degrés. Et des Gabi. On a Gabi. Pourtant des tiens. Alors qui force la Gabi chez lui. Vers l'intérieur du site, on relève 2 points à amender. Tout d'abord, l'analyse de stabilité du remblai périphérique donne des facteurs de sécurité au glissement insuffisant, ce qui n'est pas satisfaisant. Gabi, monsieur. Gabi. Nous proposons que soit les pentes intérieures soient adoucies pour que ce facteur de sécurité atteigne au moins une valeur de 1,3, soit que les caractéristiques mécaniques des matériaux soient améliorées par un traitement au liant hydraulique. Et pour vous indiquer, pour qu'un facteur de sécurité de 1,3 soit atteint dès la construction avec la géométrie proposée. Enfin, l'analyse de la stabilité du front de plus de 30 mètres dans les schistes lustrés de notre travail région repose sur des hypothèses sur leur altération et leur orientation, ce qui est peu satisfaisant également.
piede che ci sono piedi la fare regolare. Hein? Nous proposons que ces deux points soient levés avant que l'exploitation n'atteigne les alvéoles qui viendront s'y appuyer. Si les hypothèses initiales sont au moins confirmées, orientation est faible ou non, inclination, le projet pourrait être poursuivi comme prévu. Dans le cas contraire, l'exploitation ne serait faite que sur le premier niveau et le projet amendé pour s'y astreindre. Et, hein, allora io dico chapeau. Dico chapeau a mia segretaria che dia stupissima. Ecco. Allora, se voi volete, dopo vi posso fare una godia per i seri seguenti i vostri articoli a tutti quanti. Journal La Croix, Le Times, etc. Allora, ma siete mica andata in America? Io sono andata in America, io sono aperto in America con Gizzi New York allora. in New York. Infine, non so mica a dire la borsa Maison Blanche, mi pare che lo sia a Washington. Ah, fine, so aperto, perché qua là di tutta maniera, sapete, tutto più o meno si assomiglia. Dunque, so aperto da qua là, normalmente tu devi mica tu devi essere una segretaria di collettività, un'attaccata di collettività che devi aperte, ma bon, essendo là, tu chi ha imparato, chi usa marito, era aperto tu qua sua segretaria e chi ha già dei corsi di tutta la collettività, qua su, all'assemblea, si è fatto una depressione. Poi chi mi ha chiamato, che è una paesana, mi dice, mi fa, c'è partito tu e non posso mica, con ciò che mancava, tu e te io a fine. Per una farruccia così di nulla, non è mica manca un viaggio, a fine così. In America, è così. Allora, io ho detto, bon, sta sentendo, se il mio mondo agì in persona, Gilles mi ha chiamato, bon Gilles. E non so mica la politica di Gilles, sapete che essendo dato a una famiglia, sapete che siamo una famiglia con un'amica nazionalista, dunque, ma anche se non abbiamo mica vinto, in fin di conto non abbiamo perso nulla, capito? E allora, faccio come tutto il mondo, ma arrivo, e una risorsa come me, sono tutti coscienti che è meglio avere accanto che lontano. Dunque Gilles mi ha chiamato in persona e ha detto, venite con noi. Ha detto Gilles, j'accetto volontiers. E dunque sono perduta, dunque erano tutta una delegazione che erano perduti a fare bene sto film non agli indiani che l'aveva fatto via stella. Infine, sapete, io in un mondo inutile non era mica per una scusa, perché andate in America, gli passato un film non agli indiani, per se messi nel film. E con più di quello, della nostra delegazione, non l'aveva visto un film, a tutto il mondo si ne parla, e li vogliamo solo un dunque, fine. E io mi sono detta, qui siamo, allora, se venuti qua là, e io, come aveva paura che non ci fosse niente, a questa riunione. Ha detto, è meglio come fa, che sono entrato in questa sala, ho visto che c'erano tutti i corsi, l'America Gismontinca, l'America Bumontinca, tutti rappresentati, un suo presidente, Monsieur Ottomani, dunque erano tutti venuti a vedere questo film non italiano. E dunque è giunto lo staff d'Obama e hanno detto, oh l'Obama, ad essere in ritardo. E io quando ho inteso così, ho detto, però gli fumiamo una sigaretta. Fuori, quando stiamo in New York. E, di modo discreto, sono sottile, via. E quando passo un fuori in questo corridoio, la facca una fusée, e popo, un intutto, e mi ritrovo in terra, a gamba all'aria, sapete, un po' scomodata, via. Pesulotti a quale vecchio. Alabama! Io tirai, ma se vuoi vedere, oh, ma non mi gira dalla mano. Grande, bell'uomo, gualantomo di noi, sapete, se ti imbado così, ma porto a mano, e mi ha detto, Madame J, who are you?
Ha detto solo Crippino di Lancione e l'acqua d'orida. Non eravamo che appena sorpreso, non aveva i gente sparnato. Allora ha detto, questo video, ha detto, mito. E dunque ha detto, ad andare a fumare una sigaretta, ha detto, ti lascio mica sola, vestigliatura di New York, di notte, un 6 anni. I pericoli lì a notte. I pericoli lì a notte? Poca canaglietta sto la mamma! Allora siamo sortiti e parla, poi dopo ho visto che io dico, via, ho sentito un po'. Vabbè, infine, on vit quand on est assez, évidemment, la veine de ménage, une raison de plus d'avoir des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Allora dunque, se volete dopo mi sono ritrovata con Evo a fatto sapere che non verrebbe mica in riunione e qua adoravo ha visto di bello ni vous è accorto di nulla un domani della via ha visto vigile che già appena come vi interrogavi vi domandavi ma io sapete come sono una domba, dunque quando lui mi incrocia, che lui mi vede, sento che mi vuole domandare, ma è un tipo nulla. Voilà. Infine è stato un bello viaggio, un bello ricordo, d'altronde le magazine la Croix, andare. Allora ecco, dunque tutto ciò che posso dire non da sto viaggio, ma sapete che hanno voluto che cambiate e aveva un nazionalista in più. Perché aveva con Gilles si massa io, poi anche con M. Talamor, mi sono messa in contatto, e un bel progetti, ha detto a me mi giuro le missioni, per me se volete mettere tutti questi progetti in ballo, tanto più che aveva ciò che faccio a Strava, che passa davanti a mia casa, perché sono gente che a Strava, si vuole che la faccio le paese, viene. Allora quella nuova vita, Emanuele, tu hai scritto in pietà, tutto sarà fatto e di modo urgente. Mica come un meno, di fuori. Allora, ma la vicenda della comunità. Ma come va? Una vita assai dura, difficile, ma anche io mi dico subito, faccio assai sofrologia. De la sophrologie. La sophrologie è una disciplina che vi permette di dare un po' e di essere di accoscienza un evochi da fare, voilà. E dunque come Luigi a Montaigne, no, perché come Luigi a Morin, la complessità la mère de toutes choses. Dunque, quando voi sapete che accanto a Croix di fare qualcosa che gestisce tutta questa complessità, voilà, come Luigi a Montaigne, je vais racheter des mères, j'ai été élue pour prendre les affaires en main. Ah bon? Pas au poumon et au foie. Et donc, voilà, e quando voi del foie, cosa vi faceva sta? La Fiat. E quando il Fiat mi ne volto in America. No, perché no, Fiat la mamma. Ah bon. Vede mica volevo. Ma e Michelle? Ah, Michelle, c'era Michelle. Pensate, quando sono entrata in quella sala, ma non fa un nero. Non so se l'avete capito, ma lui ci va dire nero, e un restoino d'altronde. Bon, infine, c'est sûr, elle est pas blonde comme moi, Michelle. La mia che mi piace noi. Allora, dunque, ma Michelle dalla Moni, se voi volete, avere, sì, bon, perché io mi piace assai sofrologia, ci sono i piccioni qui nella sala, ci sono altre domande. Allora, state a sentire, se voi volete, la ronda, no, so io di questo caso, se voi volete,
pena come lugar per giusto appunto esse meio e aiutando-te a sofrologia. A sofrologia, bom, non capisco mica laudarmi perché sofrologia normalmente c'è soffranza, ma si dirà così. Monsieur, per piacere, voilà. No, si obbligato perché così puoi scrivere nel vostro giornale se volete di a me resta il acquadomino praticate la sofrologia. Venite. Ah, mi manca un nome. C'est un collègue. C'est mon secrétaire. Le vostro segretario, d'accord. Monsieur, si del magazine. Poulain Scusate, monsieur Poulain voi non quanto avete un guardatore, no? Prego che qualcuno alla salve, Carnave, cosa è? Marlboro? Cosa avete? Da stiletti. Ciò che l'hanno messo, l'hai visto? E io barigumando piuttosto di via un pacchetto invece fumer proprio in puissance, di via un pacchetto fumez-tu, n'est-ce pas? C'est rien fumé. C'est moins dangereux. Alors, monsieur Poulain des Figadets, conosci la sofrologia? Ah, praticate un yoga? Ma perché un yoga, guarda, ma guarda, a sofrologia. Allora, va bene, così potrete scrivere nel vostro giornale, come si fa una seanza di sofrologia? Monsieur, volete venire? No, io sono Poulain. D'accordo, allora, monsieur, ecco, allora, il va del yoga andate così, voilà, chiudi le occhi, voilà, così, aprite la bocca, e allora, chiudetela. Dunque, allora, immaginate che così dentro un campo di fiori, siete un campo di fiori e a mezzo a questo campo di fiori c'è un fiore ancora più bello. Allora, in fondo al ghiaccio che voi vedete davanti a voi, in fondo a questo ghiaccio c'è un erbo. Vedi le e allora andate e vi dirigete per di là e l'albero di qui allora toccate l'albero voilà, toccate l'albero toccate l'albero guardate si l'albero Geraschio si l'albero è abbastanza liscio voilà abbastanza voilà che sensazione vi fa gestare Un po' sulla. si decomposto voilà allora abbracciate l'albero voilà e ben vi ringrazio aspettate che non si trovi male non si sa mai c'est bon aprite gli occhi voilà e lasciate così varizzate e fate piano perché devo che la bacio e piano piano andate a nuovo su on peut l'applaudir. Voilà, allora, cara amica, se deciso il mondo, deciso il libro, se voi volete fare una domanda di Betua a Bordeaux, à Dulé, vous avez qualcosa, monsieur? Monsieur, vous avez quelque chose? Oui, vous, monsieur? Je croyais qu'il y avait quelqu'un de... Non, parce que Moi aussi j'ai quelque chose. Oui, animaux et nature, non, c'est ça. Magazine Animaux et nature. Madame, non, je me suis juste permis de venir avec ma chaîne parce que du temps du théâtre élisabétain, une pièce de théâtre sans chien, ça ne marchait pas. Ah, mais ça a très bien marché. Mais grâce à ma chaîne. Très bien, J'aimerais bien qu'on applaudisse absolument. aussi à son tour. Très bien. Est-ce que madame, vous avez une question? Madame, une question? Non, pas de question. Tine, pardon.
Messieurs, dames, des questions, monsieur. Une question. Hein? Non avete mica quella da dire una domanda? No? Dunque, è stato tutto chiaro per voi? È stato tutto chiaro? Avete capito tutto? Dunque, dopo vi faccio passare la copia di un rapporto che potete aggiungere a un vostro giornale. Ringrazio assai a Madame Gela Dalamoni di RCFM che ha fatto un'intervista proprio interessante. Ecco, allora io vi ringrazio a tutti, vi ringrazio essere venuti a questa conferenza stampa, ringrazio il rettore di Lacqua d'Orbida, del centro di Lacqua d'Orbida, a ringraziare i giovani che sono venuti a sostenere la sommeressa e dunque vi dico